Ciao ragazzi, con Natale che si avvicina avevo bisogno di idee per un buon primo, per un buon piatto, per allietare questa festa. E allora sono venuto a trovare Giannico. Scommetto che ti hai preparato un pasticcio. Ma che pasticcio, ma che devi vedere qua, devi vedere che spettacolo. Bigui con l'arna. Ah, e questa è l'Elarna. Guarda che spettacolo, Ah, che bello, ciao. guarda che spettacolo. Cioè, come ho visto sta roba qua, te l'ho pensato. Intanto faccio un intingolo con la polpa dell'arna, Quindi questi che tagli sono? petto e coscia. Petto e coscia, li metti dentro? E metto dentro un desfritto di sciora, cipolla, Ah, che un po' bello. di burro, Che colore che ha questa una? Guarda. guarda che colore. La carcassa, tutto sto disosso qua invece sta qua a tribolare, la butto dentro sul brodo. Ah, Mi profuma l'acqua, mi profuma il brodo. Fra un'oretta la se bene al dente, mi sfilaccio e butto dentro sul suo. quanto tempo starà qua Giannico? 2 orette, Un paio d'ore. 2 orette e mezza, insomma. E passare d'ore Giannico? Passare 2 ore che si cucina bene, che è una morbida perfetta, mi sfilaccio Ah, a mano. a mano, no, non con tritacarne, la rovina, la violenza, cambia anche a gusto addirittura, insomma. Certo. Sfilacciamo in modo che ti senti il suo bel boccone di bigui, vito. Guarda che spettacolo. Non ti Quindi- pensa un boccone così in mezzo al bigo e in mezzo a pasta? Bisogna essere fortunati, essere nel posto giusto che arriva la porzione dei bigoli giusti. E dopo i bigoli? Dopo tiro fuori la carcassa qua, Eh, la disosso sempre fra 2 orette, mi ha netto fuori. E dopo i bigui metto dentro qua sul suo brodo. ah, dentro quest'acqua. Ah sì, Ma dentro qua cosa c'è? La carcassa e poi? qua dentro che c'è la carcassa che dopo tiro via il ciccian qua, la carne e mi la metto sempre dentro qua, ma però uso il brodo anche qua. Le sate di gallina, guarda sì. che belle che è, guardale. E sapete cosa che faccio con le sate? No, Che faccio un caramello di acqua e zucchero, no? Quando che le marroncin, che toccio dentro le sate che faccio mangiare alla gente. l'antipastino. Sì, sì, Fantastico. sì. Dopo anche il collo dell'oca, capito? Questo Ah, il collo dell'oca. sì, sì. Dopo me lo disosso anche questo e faccio i miei cicciui di oca dopo che ti Mamma mostro. mia. Brodo ricco, bicifico. Sempre. Non bisogna buttare via niente in cucina, Stefano, non c'è niente da fare. Qui vedo un'altra pentola qua, un'altra padella. Questo qua è il fegato. Sempre dell'anitra. Sempre dell'anitra, che c'è dentro anche un fegato di oca, Ah. perché che dà gusto, che se buono il bigo dell'ana, c'è mille che sono a polpa, ma il fegato, Certo. capisci? Allora, il fegato più bello lo taglio solo a fettine, io do solo una fettina di pane, che ora, e dopo questo qua lo pesto con la forchetta e lo butto dentro qua. Fine. Ma pensa te. Ma queste sono cose che hai imparato tu da solo o qualcuno te le ha insegnate, Giannico? È il miracolo della nostra terra, qualcuno sempre mi insegna sempre che cosa, anzi a 50 anni imparo più adesso che quando ne avevo 20, solo che Questo è bello, questo è molto bello. come dire, cioè il bigo con l'arna, una volta non si trova via niente, capisci? Era quello il segreto della cucina veneta, un equilibrio in bocca, Certo. cioè, che mangiare, te sentire l'anitra. Potrei sentire solo che il fegato o solo che il macinato che ti vedi in giro sui scatolette, chi ti dà già preparato, non esiste, dai. E questa era la preparazione del condimento per i bigoli con l'arna, con l'anitra, preparati alla Giannico con tutta la manualità e il carico di sapere che lui sa incorporare in quello che fa, dalla preparazione alla carne sfilettata. Ma adesso si passa a un'altra Ferrari, un altro animale nobile da cortile come l'oca. E l'oca è una fonte di ispirazione importantissima perché gli utilizzi sono davvero molteplici. E ora, sapevamo che in Veneto si arriva prima l'oca del mascio. Certo. E dell'oca non si buttava via proprio niente. Certo. E ti mostro cosa che vuol dire per me l'oca in onto, il collo di oca, il petto d'oca grigliato che è meglio della costata. Perché si chiama la oca in onto, Giannico? Perché una volta, come che faccio adesso, come ti vedrai, l'oca cucinava
iniettava tutto col suo grasso, questo qua, e cucinava, iniettava del grasso, il grasso io filtrava, gli metteva l'oca dentro su un coccio di vetro, di terracotta, chiama come che te vuoi, e dopo il grasso filtrava, gli tirava fuori tutta la polpa come l'anitra, e gli sfiacciava, gli metteva la polpa e la carne sotto, dopo gli svuotava solo il suo grasso bollente, certo. il grasso se la prendeva e veniva freddo e gli assava in cantina. Aiutava a conservare, vero? Sì. Ogni tanto gli tirava fuori la carne, invece del grasso dopo olio dei semi d'arachide perché le più digeribili, insomma. E poi quanto tempo dovrai lasciarlo a cuocere? 4-6 ore. E il coio, e c'è il petto e quello 4 ore, il coio un po' di più. Ma poi Coio, le salame d'oca. So che invece di doparare i buei, gli doparava ancora. Capisci, non gli buttava via niente. Certo. E dopo, capisci anche l'equilibrio dei gusti, il dolce. Queste eredità culturali che vengono da lontano, vengono capite oggi, Giannico? E sono dimenticate perché la gente è più comoda andare una sorpresa o qui sì. Però se gli fermo senza dirgli mangiare il codo di oca o la coscetta ripiena così con i fighetti, gli resta meravigliare. Le ricette di Giannico non nascono a caso. Lui è un cultore della cucina veneta, uno studioso, al punto che anche la regione Veneto gli ha riconosciuto un ruolo importante, quello di curare la riproposizione di 132 ricette autentiche della tradizione della cucina veneta. E l'Oca in Onto si ispira a questo, soprattutto per un principio che ne sta alla base, un principio contadino di grande saggezza. Del cibo, e quindi anche dell'oca, non si butta via niente. E di questo animale si può usare veramente di tutto per fare di tutto, perché una volta, quando ancora il maiale non era entrato nella cultura contadina vera e propria, era l'oca il maiale dei contadini. Adesso ho bisogno di che cosce qua perché devo metterle appunto in onto, e con questa qua, caro Stefano, la impieniamo di fighetti, uva passa, pistacchi, unose, la lighiamo come un salame, come una soppressa, e lo mettiamo in onto anche a questo. Allora adesso faccio un'altra roba, una delle robe più pregiate dell'oca è il petto d'oca, certo. Panantri, insomma, certo. Veneti, dopo per i francesi è il fegato. Sì. Guarda che spettacolo. Adesso la gonnettavito dalle parti in più del grasso, no? Certo. Io faccio 4 segnetti qua sopra, no? E una bella bronza de camin, bronza bella viva, no? Prima mi ascolto di qua, mi faccio la righetta come la tagliata, dopo mi ascolto di qua, mi faccio cucinare questi 10 minuti, quarto d'ora, lascio riposare magari a volte sulla carta stagnola, su un canton o sulla carta forno. Riposare vuol dire che l'emoglobina si addensa un po', e dopo Stefano te la sfilacci, bello, no, te sfilati così e te mangi. Su un'insalatina, su un radicchio. Quindi basta una scottatina, braccia, come la scottatina tagliata. Via. Ti fai a casa. Va bene. Ti sentirei che è roba buona, perché vedi che c'è tutta la marezzatura del grasso. Questa qua dopo lui si scioglie e che dà il profumo a carne. Una volta i veneti gli erano vegetariani, gli mangiava per curarsi, si curava mangiando. Cioè in base a problemi che ti chiede del fegato, del pesantezza, mi stili esempio, sentite che fate una gran bevuta a sera prima, e il giorno dopo, se a mattina ti mangi una sbrancata e crauti, purifica, cava via tossine e te passa il mal di testa. Mi capisci cosa vuol dire? No, moment, crauti. Ma quindi anche la carne, allora, voglio dire, di sprecare di carne, ok, ma anche la carne va mangiata poco? La va mangiare una volta al mese per star bene, insomma. Cioè, va bene che te vai fuori la sera, te mangi accostata da chilo, ma non ha senso, cioè, va bene, fa festa, ma se come bere un litro di vino a sera, puoi farla a festa, ma non ha senso, non è sano.
Però Giannico, te fa una critica, perché ogni volta che vengo qua mi fa vedere delle cose straordinarie, ma che vuol sempre 6-7 ore di cottura di attesa e mi vuol sempre via, non mangio mai niente e non va tanto bene. Beh, guarda, intanto dopo tutte ciucci La salta caramellata. guarda che spettacolo, guarda, che bello, poi che è un bello. gioiello. Bene. E dopo questo è il finale, il petto d'oca affumicato che fa su me, che Bellissimo. è quella che ti ho mostrato prima, messo via in concia e poi affumicato con un affumicatoio normale. Senti il profumo? Questo è un esaltatore di sapidità pazzesco, qua ti puoi fare pasta, riso. Ti ho riabilitato. Ciao Stefano, grazie, ciao. Grazie a te Giannico. Ciao. E tanti auguri se non ci vediamo più. Oh, grazie, tanti auguri a tutti. Continuate a seguirmi. Vespano Io Chai e vi propongo un'altra cantierata. Ciao ragazzi. Ciao.